chiediamo che vengano sequestrati tutti i beni delle persone comunque che sono coinvolte in questo caso, prima che se ne scappino e si chiudano le porte della stalla quando i buoi sono già usciti. Federcontribuenti l'ha già previsto, potrebbe essere la più colossale class action della storia del Veneto. I numeri ci sono più di 200.000 i potenziali risparmiatori azionisti della Banca Popolare di Vicenza che l'associazione si accinge a rappresentare in giudizio con una causa collettiva. Primo passo l'esposto presentato alla Procura di Vicenza, nel quale si punta il dito contro la condotta non solo dell'Istituto Vicentino, ma anche di Veneto Banca, protagonista dell'altro grande terremoto finanziario di questi mesi. I soci che hanno investito i loro risparmi nella prospettiva di ottenere un vantaggio in termini di accesso alle diverse tipologie di credito, attacca Federcontribuenti, dopo l'approvazione della riduzione del valore delle azioni, hanno subito una riduzione del capitale investito e dei loro risparmi. La richiesta è chiara. Che vengano restituiti tutti i denari che hanno versato fino adesso. Aver venduto quote, azioni di una società che non è quotata in borsa, senza sapere qual è la vera quotazione, è come se io alla stessa banca gli chiedessi un prestito e poi gli dicessi ascolta, te ne restituisco solo la metà. E questo non lo accettiamo più, Ma Federcontribuenti guarda anche al futuro nebuloso di Banca Popolare di Vicenza. Ipotesi di cordate di imprenditori per salvare l'istituto non piacciono molto. La terza richiesta è quella di un monitoraggio direttamente dall'interno. Che vengono inseriti nel consiglio di amministrazione anche persone della società civile e delle associazioni per poter controllare l'operato dei signori, perché gli stessi che hanno causato il problema adesso stanno tentando di sistemare la situazione. Più drastico ancora l'appello del consigliere regionale e coordinatore veneto di Fratelli d'Italia Sergio Berlato, che chiede alla Banca Centrale Europea e alla Banca d'Italia di procedere al commissariamento di entrambe le banche popolari. A fianco di Federcontribuenti intanto c'è il Movimento 5 Stelle, che pone l'accento sulla prima conseguenza del nuovo piano industriale della Banca Popolare di Vicenza, quei 575 esuberi con la chiusura di 150 sportelli che ha già fatto scattare l'allarme dei sindacati. I soldi dobbiamo andare a recuperarli da questo consiglio di amministrazione, dai compensi milionari di queste persone e non andare a scaricare come al solito sui cittadini e sui dipendenti. 600 persone che rischiano di rimanere a casa per ripianare i debiti.